Siamo giunti alla terza, una prova per i gentleman. Sono in 8 al via dopo il forfait di Reso Lematto. Con il numero 1 UFO Gius SM2 Antonietta Ama, 3 Sheridan Treb, 4 Valdest, 5-0 Giulia, 6 Tyron Grad, seconda fila 8 Ritz B, 9 Zalshan AS. Allineamento che va a completarsi. Ci sono parecchi problemi per Antonietta Ama che praticamente non partecipa. Autostart che accelera una volta entrata in dirittura e li lascia con Tyron Grad che cerca di sorprendere Valdest, la quale però fa buona guardia e scende alla corda avanti a UFO Gius SM. Cerca apposto Tyron Grad in seconda posizione. UFO Gius SM chiude la porta e cerca di lasciare all'esterno l'allievo di Matteo Zaccherini dopo il primo numero 2 Antonietta Ama squalificato. Passato in 14-2. Valdest è in vantaggio, Tyron Grad che rimane di fuori, UFO Gius SM alla corda, quindi Ritz B in quarta posizione, terzo alla corda, ancora Zalshan AS con di fuori Sheridan Treb alla retroguardia, 0 Giulia, 28-7 i primi 400 metri di corsa. È la presa bella allegra Valdest che pedala a gran ritmo al comando nei confronti di Tyron Grad al largo e di UFO Gius SM lungo la corda, 43-9. Davanti alle tribune, ritmo infuocato. Tyron Grad cerca di passare secondo, ma UFO Gius SM è sempre lì con mezza figura di dentro all'allievo di Matteo Zaccherini, ancora Ritz B, Zalshan S, 0 Giulia e alla retroguardia chiude Sheridan Treb, 58-4. Si fa ritmo davanti quando si va al chilometro, che Valdest passa in un severo 13,6. Una frazione in 15-2, Tyron Grad proteso al largo dal primo metro, UFO Gius SM che è sempre lì lungo la corda, viene via ora Zalshan S che trova un mezzo anticipo da parte di Ritz B, sceglie di andare di dentro invece 0 Giulia che però ora troverà traffico, 1.28,6 1002 con una frazione in 15, in vantaggio Valdest nei confronti di Tyron Grad che numero 5 0 Giulia squalificato. AS, ancora Ritz B, la piegata conclusiva passata da Valdest in 15-4, Tyron Grad che ha ricaricato un po' le pile, prova a tornare al largo, Valdest però riparte, guadagna una di margine, Tyron che prova ad arrivare, Valdest che ancora chiaro margine di vantaggio, Valdest e Jessica Pompa concludono il percorso di testa da vincitori nei confronti di Tyron Grad. Al terzo posto Ritz B, 1.59,6, 1.14,4 ragguaglio cronometrico, 31 la chiusa, ovviamente un filo più lenta per il ritmo rovente dell'inizio. Il successo però è della leva di Adrian Johnny, di proprietà della stessa Jessica Pompa che interpreta al comando questa figlia di Classic Photo che si difende da tutti gli attacchi di Tyron Grad che è secondo facendo un numero vero. Al terzo posto Ritz B, successo è tutto però per Valdest e Jessica Pompa.